Buonasera, ben chiatazza a Gnovis, il TG in Marilenghe di Telefriuli. E rive dalla scherme la seconda medaglia olimpiche con la targhe dal Friul Vignesi e Giulie, una medaglia di bronzo storiche per l'atleta di Charlins, Mara Navarria, alla gare a squadris di spade per femminis. L'ultima stoccade le ha portate chiase Federica Isola, giovine esordiente, che ha dato così la possibilità di battere la nazionale cinese dall'ultimo inquintri. Per Navarria, che di un anno è tesserade Culasu, l'associazione sportive udinese, e la prima medaglia olimpiche. Grande che mai la Gionde dal pari di Mara Diego Navarria e dal sindic Loris Bazzo. Ho vinto una grande emozione, le medaglie di Mara, perché le medaglie di Mara è una medaglia meritata, per lei e anche per il Friul che è a tal cuore. Mara è una frutta di Charlins, è una frutta dal Friul, da Nestretiare, con che tiare che andrà sempre partata a tol per il monte. E questo sin da c'è tale lucidità per capire che le succedute, perché ve una frutta che andrà partata a Charlins in Italia e dal suo Friul una medaglia dal genere, non è una roba che succede tutti i giorni. E in quel momento qui sin da organizzarsi proprio per ricevere e fare con lei una gran festa. Ale kill dai trasporti, il vero problema di risolvi per tornare a scominciare a settembre la scuola in presince per duce, c'è la scugne di Tornaculadad. Così al conte in una intervista al Corriere della Sera il presidente della regione Massimiliano Fedriga, mettendo in evidenza che la percentuale che si può ingliemplare gli corrieris avrà di arrivare all'80%. L'obbligo dagli vaccini al personale della scuola che il governo nazionale alle da ora pensare in questi soris, di fatto è una realtà fin di comò in Friul Vignesi e Giulie, dove che la percentuale di che sono già immunizzati arriva d'ogni al 100%. Lo dice la presidente regionale dell'Associazione Nazionale dai Presidis, Teresa Tassambiol, che vise però anche che comò sia disposta l'attenzione sui studenti. Al continue a cresci il numero delle infettate dal Covid in regione. I casi saltati fur vue a son 89 a fronte di 6.542 persone controllate. Il 69% dei nuovi casi all'interesse in so dai 29 anni. Vue non si registra nessun morto. 2 persone sono ricoverate in terapie intensive. Invece i pazienti di altri reparti sono diventati dis. CGL e amministrazione regionale sono in rotis sulla sanità. Il sindacato di mattina alle lati in place a Trieste per domandare alla Zonte Fedriga di chiappare su plui personale e non manchi in lis polemiche spal fatto di non essere stati convocati per la discussione sui beci in plui che coventi in parpaia il personale. Dalla giornata di ieri in Fiez il vicepresidente Riccardo Riccardi ha firmato l'accordo con Cisle Will, c'è sta che s'altris organizzazioni. Hanno scominciato in Consigli regionali lavori per l'assestamento di bilanci, in fevelat con l'assessore regionale agli financis Barbara Zilli. Si convince che la nostra regione aveva bisogno di una spinta forte per sostenere investimenti sia pubblici che privati e quindi proponiamo una manovra di assestamento che vale 362 milioni di euro e che attiene a cura e attende tutti i settori che sono principalmente stati vittime da crisi economiche che stiamo vivendo, ma hanno voglia di rialzarsi. La regione è pronta a fare la sua parte. Il Comune di Udin ha che di sistemare Ville Topane per fandi la chiesa dai Furlans. Non sconte il progetto il sindic Pietro Fontanini. La Giunta Comunale di Udin ha approvato un progetto che viene presentato alla Regione per comprare i BS dal Port First, sono BS d'Europa. Si tratta di mettere a posto la Villa Topani che è proprietà del Comune di Udin e abbiamo voglia di realizzare dentro le chiese del Friuli e del Monte. Si tratta di un intervento di 2.466.000 euro. In pratica avremo voglia che Udin, capitale del Friuli, e ospitasse in un look in pratica le migliori robe che appartengono alla cultura furlane, per far conoscere ai furlani, ma anche a chi che vengono ospiti in Friuli, le bellezze delle nostre culture e delle nostre identità furlane.
Non esiste un popul cence patrie cence lenghe, lo ha detto Loris Basso, presidente dell'Ente Friuli nel mondo, content che il TG Novis arrivi traverso il streaming a essi viodù di duci furlans che vivono dai 5 continenti. Innanzitutto grazie a Telefriuli, all'ACLIF per aver condividuto questo bellissimo progetto. Noi come Ente Friuli nel mondo di Heinz e sosteniamo la nostra marelenghe attraverso i fogolars furlans sparnizzati in tutto il mondo, perché là è domande proprio di conoscere la nostra lingua e di fare corso. I nostri furlans sparnizzati in tutto il mondo che si collegano in streaming e vi odio che anche tra loro Friuli, tra loro piccole patrie si cercare tra loro marelenghe. Non esiste un popolo senza patrie e senza lingue. Alle dute anche Parusgnozzi, vi odin domani, mandi.